Venezia, Treviso, Belluno, 3 province unite dal corso del Piave che da oggi saranno più vicine anche dal punto di vista amministrativo su progetti d'area vasta. I 3 presidenti, tutti leghisti, 2 neoeletti, Bottaccini e Zaccariotto, il terzo Muraro, forte di quasi 5 anni alla guida della Marca, hanno firmato un protocollo d'intesa per ottimizzare servizi e risorse. Si parte in primo luogo dalla viabilità, rispolverando dopo oltre 20 anni di discussioni e polemiche l'idea della Venezia-Monaco, un'autostrada che le moderne tecnologie consentiranno di realizzare riducendo l'impatto ambientale rispetto ai progetti del passato. Via libera alla Venezia-Monaco è un po' difficile da dire, però sicuramente abbiamo tirato fuori dal cassetto anche questa possibilità. La collaborazione tra i 3 enti interesserà anche l'ambiente ed il turismo con dei pacchetti mare, monti, città d'arte e gastronomia che consentano di estendere la stagione turistica su tutto il territorio e l'arco dell'anno. Se il turismo costituisce una delle ricchezze della nostra economia, è necessario che questa ricchezza possa essere distribuita anche a chi in altre località ha questo patrimonio. L'obiettivo è quello di un maggiore coordinamento tra le 3 province. Creare delle sinergie per dare più servizi ai nostri cittadini, fare delle economie di scala, ma soprattutto anche dare ulteriori opportunità ai nostri imprenditori, ai nostri artigiani in questo momento difficile per l'economia.